Questo programma vi è offerto da Pelfa Group. Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. Nella puntata di questa sera ci occuperemo di un tema che abbiamo cercato di sintetizzare col titolo Madre, moglie, manager e poi, nel senso appunto del grande lavoro che tocca ogni giorno alle donne in Friuli Venezia Giulia e lo vogliamo appunto discutere con delle donne, quindi è un piacere oggi per me essere qui anche in, fra virgolette, minoranza, passate di questa battuta. Allora, presento subito le ospiti che abbiamo qui questa sera. Abbiamo qui con noi Barbara Del Do, che è direttrice delle filiali a Gemona, a Pordenone per l'azienda Adecco. Buonasera Del Do. Buonasera e grazie per l'invito. Abbiamo qui con noi anche Irene Revelant, che è la fondatrice, nonché proprietaria anche della Business Voice, che è un'azienda leader che si occupa di formazione e servizi linguistici in Friuli Venezia Giulia. Buonasera Revelant. Buonasera e grazie da parte mia anche per l'invito. Mi scuso con la Elena Bezzutti, che è qui alla mia sinistra, anche lei donna, nonché co-conduttrice della trasmissione. Buonasera. Buonasera Elena. e bentrovati. E infine abbiamo con noi ospite Fabbro Indira della Pelfa Group, di cui è socio. Ricordiamo che la Pelfa Group è un'azienda di carpenteria meccanica locata al CIPAF di Buia. Buonasera Indira. Buonasera a tutti. Bene. E partiamo subito con Del Do. Secondo lei c'è un modo femminile di fare impresa, di fare il manager donna? Allora, per quanto riguarda il modo, se di modo vogliamo intendere una predisposizione che possiamo avere in termini di organizzazione, di sensibilità e sinergia e strategia in qualche modo, insomma, una donna può benissimo ricoprire il ruolo che può farlo anche un uomo allo stesso modo, insomma, nel senso che sono qualità che assolutamente non mancano. Per quanto mi riguarda, sicuramente insomma, quello che può essere il trascorso passato, sia personale che professionale, possono dare delle basi importanti per riuscire a ricoprire al meglio questo ruolo e quindi sicuramente anche l'esperienza che ci porta insomma, assolutamente a poter fare al meglio insomma, per quanto possibile questo tipo di attività che ci porta ovviamente a essere anche esposti verso il mercato sia interno all'organizzazione aziendale che verso l'esterno, insomma, quindi nelle relazioni più legate al mercato e agli stakeholder, per cui insomma ce la facciamo tutti i giorni. E in che cosa consiste invece il valore aggiunto femminile, quello che lei ha sperimentato? Allora, per quanto riguarda il valore femminile, probabilmente una donna si trova nella necessità di dover ottimizzare in termini di tempo, di velocità di azione, di pensiero, diverse attività nella quotidianità, ma perché si trova a dover organizzare due ambienti di lavoro e di attività diverse, no? Uno è la famiglia e l'azienda, esatto. Poi ovviamente ci sono anche delle similitudini, banalmente, ma insomma ci sono anche delle... Che similitudini vede Del Do? Beh, insomma, per quanto riguarda il riuscire a organizzare, anche se di bambini, di marito si tratta, insomma, di familiari che comunque sono la colonna portante anche per riuscire a fare per una donna un certo tipo di passo, riuscire comunque a capire le esigenze di tutti e cercare di riuscire ad avere una macchina organizzativa che possa funzionare bene per tutti. E questo è lo stesso modo di operare che cerchiamo di fare anche in azienda, con altre dinamiche ovviamente, ma i principi sono questi. Quindi insomma, dice organizzazione e capacità di mettersi nei panni degli altri. Esatto, questo sintetizzando potrebbe essere il valore aggiunto. Ecco, adesso Giancarlo Virgilio, il nostro telereporter di Telefriuli, ha realizzato un servizio che abbiamo splittato in due parti, intervistando un'imprenditrice. Si tratta della Gina Fantini, della Fantini Eco SRL. Vediamo il primo estratto dell'intervista e poi lo commentiamo assieme qui con gli altri ospiti di Friuli Economy.
Gina Fantini è l'amministratore unico della Fantini Eco SRL, azienda della zona di Mortegliano specializzata in sabbiatura e verniciatura. Ecco signora, c'è un modo femminile di fare impresa e fare il manager? Non lo so, io non mi sono mai sentita imprenditore, ma piuttosto donna che lavora. Ritengo in linea di massima che le donne siano più portate a conciliare interessi contrapposti e siano meno concentrate sul profitto a tutti i costi. Quindi forse sì, c'è un modo diverso, un modo femminile di fare impresa. In che cosa consiste il valore aggiunto femminile nel fare l'imprenditrice o la manager? Questo non glielo saprei dire perché ho solo l'esperienza di donna, non so come si fa l'imprenditore come uomo. Come è riuscita, se ci è riuscita, a conciliare il ruolo di moglie, madre e imprenditrice? Ma per me è stata una strada, diciamo, facile, in quanto questa azienda era un'azienda di famiglia, quindi lavorare in azienda era una maniera di lavorare per la famiglia. Non c'è stata contrapposizione, non c'è stata, difficoltà. Esiste in Italia, in Friuli, ancora la discriminazione verso le donne sul luogo del lavoro? La mia esperienza non è un'esperienza tipica, quindi non saprei dirle, non sono mai andata in giro a cercare lavoro e quindi non so come viene trattata una donna che cerca lavoro. Sicuramente posso incoraggiare le persone come me, le donne, a seguire un'attività autonoma, imprenditoriale, perché lavorando in proprio ci si può esprimere senza che qualcuno venga a dirti sei donna, questo non lo puoi fare. Siamo noi che ci diamo il nostro limite e perseguiamo i nostri obiettivi. Ma ha mai sentito una certa diffidenza da parte dei dipendenti o di clienti? No, con i clienti no, perché il rapporto con i clienti si basa su due parametri, il prezzo e la qualità. Quindi lì i giochi sono semplici, non ci sono altri discorsi. Qualche volta con qualche dipendente sì, io mi trovo, il mio è un ambiente maschile perché è un ambiente metalmeccanico e quindi qualche volta gestire uomini, soprattutto stranieri, è stato difficile, ma alla fine sì, si combina bene, ecco. I miei ex dipendenti, ad esempio, con i quali ho avuto vertenze, mi è capitato anche l'altro giorno di incontrarne uno, mi salutano contenti, ecco. Abbiamo ritrovato anche in questa intervista realizzata da Giancarlo Vigino alcuni degli elementi che aveva detto la Del Do. Andiamo avanti in questo tour sul tema appunto di madre, moglie, manager e poi ancora che cos'altro. Allora, Indira Fabbro, come è riuscita, e se c'è riuscita, a conciliare appunto il ruolo di madre, moglie e imprenditrice? Beh, sicuramente grazie alla famiglia, perché senza l'aiuto della famiglia sarebbe impossibile riuscire ad avere una famiglia per conto mio, perché comunque sono sposata, ho 3 bambini. Quindi i genitori intende come aiuto? Sì, come aiuto iniziale sicuramente la famiglia, i miei genitori e poi la famiglia come sostegno del marito, perché con 3 bambini riuscire a conciliare la scuola, gli impegni sportivi, gli impegni con gli amici e tutto quanto è veramente difficile. Quindi ha dovuto ridistribuire con suo marito le attività? Sì, assolutamente, tutti e 2 lavoriamo e quando ci sono degli impegni lavorativi, io per esempio vado all'estero per le fiere di settore che seguo personalmente o per incontri vari di lavoro, ovviamente grazie al supporto di mia madre, di mio padre e ovviamente del marito, riusciamo a gestire gli impegni familiari. Ecco, questo è interessante Fabbro, questo aspetto che lei ha detto, la situazione che lei ha appena descritto è una situazione magari tipica anche fino a 30-40 anni fa, generalmente a ruoli rovesciati. Adesso invece magari è la donna che è in viaggio d'affari e via e lascia i figli anche al marito. Come si sente suo marito in questo ruolo qua? E in generale come vede che sono gli uomini? Sono a loro agio, sono in difficoltà, si stanno adattando, fanno difficoltà? Come la vede? Io lavoro nell'azienda di mio padre che è un settore prettamente fatto di uomini, cioè carpenteria meccanica pesante. Sono laureata in lingue e civiltà orientali e proprio la settimana scorsa ho completato comunque un percorso di studi di 2 anni, per dire che è Master International Business. Sono mondi comunque prettamente maschili, effettivamente bisogna dire la realtà dei fatti è questa.
Però capita spesso di incontrare comunque ingegneri donne, l'ufficio qualità fatto da personale femminile, quindi mi confronto anche con dei top manager sia a livello regionale sia a livello internazionale, anche con persone femminili che ovviamente dal punto di vista lavorativo sono competenti allo stesso livello degli uomini, hanno un'ottima preparazione e mi trovo bene sinceramente a discutere sia con il mondo maschile che con il mondo femminile. E poi condividiamo allo stesso tempo anche i problemi di gestire la famiglia. Quindi dice che adesso sono stati ridistribuiti in modo abbastanza equilibrato, cioè in definitiva, secondo lei, a suo marito non pesa più di tanto badare ai figli quando lei è via? Cioè questo cambio culturale enorme che è stato in Friuli, secondo lei è riuscito a passare in modo positivo? Se dovessimo sintetizzare. Sì. Secondo lei sì. Più che altro perché sono cambiati i tempi del mondo del lavoro, la crisi globale economica ha fatto sì che una sola persona all'interno di una famiglia che lavora non è più sufficiente per sostenere le spese familiari ed entrambi comunque devono cercare di farsi carico delle varie spese. Ecco. Ecco, vediamo anche l'esperienza della Revelant, sempre in questo caso invece passiamo a un settore più del terziario, quello appunto della formazione dei servizi linguistici. Revelant, lei nella sua esperienza pensa di essere stata sufficientemente presente con suo marito e con i suoi figli, e poi le domando anche perché sono generalmente le donne a sentirsi più in colpa quando vedono che danno tanto al lavoro e un po' meno alla famiglia? Ma guardi, credo che il fatto di sentirsi in colpa, pur comprendendo che ciò possa accadere, non sia l'atteggiamento corretto, perché in realtà una donna anche che intraprende un certo tipo di carriera o cioè fa l'imprenditrice lo fa anche per il bene della propria famiglia. Per cui e anche i figli percepiscono l'atteggiamento, cioè se uno glielo fa, cioè trasmette questo tipo di atteggiamento fin da piccolo, cioè quello della colpa, lo percepisce come tale. Invece se la madre fa capire che è una strada naturale e che insomma a un certo punto il tempo che si dedica, pur magari essendo meno di quello di una madre a tempo pieno, è tempo di qualità, credo che questa sia la cosa più importante. Io non credo che mia figlia, io ne ho solo una, abbia sofferto moltissimo, bisognerebbe chiederlo a lei, ma onestamente non si percepisce questo tipo di problema. E infatti lei stessa è laureata alla Bocconi in management e persegue con la nostra attività, insomma, con quella mia imprenditoriale e quella di suo padre che è un imprenditore. Ecco, giusto prima di andare in pubblicità, giro anche lei la domanda fatta alla Fabro, perché parliamo anche qui di una donna che è imprenditrice e che quindi destina doverosamente molto tempo all'azienda. E secondo lei gli uomini, soprattutto della generazione che adesso sono padri, che magari si trovano a essere sposati con donne che hanno fatto carriera, hanno accettato la suddivisione dei compiti, quindi fare compiti che una volta erano tipici della mamma e invece facendoli loro senza fare tante storie, senza farlo pesare, accettando anche questo cambiamento culturale non di poco conto? Io sono nata e cresciuta in Inghilterra questo era già, quando ero piccola era già accettato che i ruoli fossero suddivisi. Qui insomma diciamo che si sta iniziando un attimino a entrare in questo tipo di mentalità. Quindi ci sono ancora dei passi da fare? Ci sono ancora dei passi da fare. Nel mio caso specifico mio marito è un imprenditore, per cui non è che lui si è messo poi a pulire casa, insomma, ma diciamo che ovviamente ha accettato che gli stessi impegni che ha lui ce li ho anch'io. Ecco. Bene, ci ha risposto. Bene, allora adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo dopo con Friuli Economy, appunto con madre, moglie, manager, e poi a tra poco. Stasera puntata sull'imprenditoria femminile. Ma Del Do, in Friuli esiste ancora la discriminazione femminile sul lavoro?
Allora, per quanto riguarda ovviamente la mia esperienza personale, posso raccontare questa, mi trovo ad entrare in un'azienda e a seguire tutto uno step di crescita di Adecco, insomma 24 anni, per cui ero sì donna ma non ero mamma, quindi di fatto c'è questo passaggio comunque importante. È un'azienda che comunque nell'ambito delle risorse umane mi ha dato la possibilità di crescere, mi ha dato delle opportunità da percorrere, quindi le ho ovviamente abbracciate, spostandomi anche di territorio, perché nel 2003 poi mi sono spostata su Pordenone, quindi non ho faticato insomma ad allontanarmi qualche chilometro in più rispetto al solito lavoro sotto casa. Poi ovviamente c'è stata la mia evoluzione più legata ovviamente al mondo delle donne, per cui sono diventata mamma insomma per 3 volte. E questo le ha dato un qualcosa in più? E questo assolutamente sì, nel senso che poi comunque avendo comunque dato molto anche all'azienda in qualche modo nel momento in cui poi i bambini, in 4 anni fare 3 bambini non è facile per una donna, quindi la necessità di riavvicinarmi, è stata fatta la richiesta all'azienda, per cui insomma assolutamente mi ha appoggiato su questo e quindi poi ho preso la direzione della filiale di Pordenone e quindi insomma c'è stata la possibilità di poter in qualche modo ritornare in carreggiata, poi quando i bambini crescono un po', lo può confermare forse anche Indira Fabbro, c'è anche più possibilità di muoversi e di rimettere la quinta, insomma la marcia per cui si può ripartire, e quindi ho ripreso di nuovo la direzione della filiale di Pordenone, che comunque insomma nel mercato del lavoro che è in continua evoluzione, arrivare comunque dopo 16 anni all'interno di un'azienda che nel frattempo è cresciuta molto, con dinamiche di velocità di pensiero, anche in questo caso, insomma è stato sicuramente faticoso star dietro, insomma, tutto quello che è l'evoluzione anche della normativa. Poi, ripeto, la forza di avere alle spalle una famiglia assolutamente solida su cui poter fare affidamento, che va dal marito a... Ma quanto è difficile fare carriera se sei donna qui in Friuli, del Do? Non ho avuto grandi difficoltà, forse perché ho avuto la fortuna di circondarmi sia in famiglia che sugli ambienti di lavoro assolutamente di collaboratori di fiducia, e questo penso che faccia la differenza per poter avere una buona capacità di delega e poter essere orientati anche su nuovi obiettivi. Quindi per quanto mi riguarda, sicuramente la voglia in modo responsabile di mettersi in gioco, di avere sempre degli obiettivi percorribili e sicuramente un lavoro di squadra che va sia in famiglia che sul lavoro sono la forza, insomma, per poter fare poi quei passi di crescita per cui insomma mi trovo ad oggi a gestire, insomma. Quindi. Ecco, in una logica magari anche demografica, fra virgolette, sbagliata, però che tanto ha visto un calo della natalità in Friuli, verrebbe anche da domandarle, e mi scuserà la provocazione del Do, lei è riuscita a fare carriera, fra virgolette, nonostante i 3 figli. Come ha fatto? Se lo può spiegare ad altre donne che sicuramente ci stanno vedendo e che magari sono interessate a questo punto, magari delle ragazze giovani che non sanno se per quella carriera o avere una famiglia, e magari avere 3 figli, che sicuramente non è comunque cosa da poco. Ecco. Allora, diciamo che sicuramente avere al mio fianco un marito presente dai primi giorni della nascita dei bambini, insomma, per cui sicuramente è un periodo abbastanza difficile per una donna, quindi avere comunque il supporto di un marito che non si tira indietro assolutamente nei momenti forse anche più delicati, ecco, è importante. Poi c'è la componente di mia mamma, che assolutamente è stata la colonna portante anche per me, insomma, su affrontare un cambiamento forte, insomma, che ci può essere. È stata fatta una scelta personale importante, nel senso che comunque, ripeto, abbiamo un'organizzazione familiare per cui mia mamma vive con noi e quindi in qualche modo anche in una logica di lungo termine è comunque una persona che anche con le bambine è sempre presente, un po' quell'organizzazione familiare di tanti anni fa, dove c'era la famiglia allargata, c'era la nonna, c'era la zia, c'erano i cugini, e quindi insomma siamo in 9 in tutto quando siamo tutti assieme, quindi c'è un continuo aiutarsi un con l'altro, che va da mio cognato a mia sorella, a mia mamma. Quindi insomma una dinamica
del passato che invece che è ancora ritornando, vincente, che sta ritornando che è vincente adesso. assolutamente. Che è vincente. E questo permette Molto ovviamente alla questo. donna di poter fare magari delle scelte più importanti. Insomma, Certo, come abbiamo visto, di poter fare ad esempio carriera e fare un salto anche perché professionale. poi c'è il passaggio dei bambini che crescono e dei genitori che diventano anziani, no? Quindi anche questo chiaramente c'è tornerà in tutto un soccorso di percorso, sua madre in realtà, esatto, poi dopo, no? di lungo periodo Sì. che in qualche modo aiuta tutti. sì, esatto, tutti. ci Ecco. accompagneremo insieme, insomma. Certo. Revelant, lei invece, vediamola più dal lato di chi gestisce diciamo così, dei collaboratori e delle collaboratrici ovviamente. Si dice, ma è un'evidenza in realtà scientifica, che in Italia c'è l'abitudine sbagliata a trattare e a pagare in modo diverso uomini e donne a favore degli uomini, in questo senso che ritrovano a parità di lavoro, a prendere uno stipendio più alto e magari ad avere più opportunità di carriera solo per una questione di sesso. Ecco, lei come tratta i dipendenti donna e quelli uomini nella sua azienda e come fa a vincere le discriminazioni e le disparità anche legate alla retribuzione? Ma la risposta è molto semplice, perché per me in realtà non esiste il discorso di uomini e donne, per me è importante la produttività, per cui se c'è una disparità di retribuzione è solamente in base al merito e quello che uno mi produce. Sì, torno a ripetere, cioè, sarà forse perché io sono donna, ma non ho mai visto la questione da questo punto di vista. Dopo, se uno pensa da me che è pagato di meno perché è donna, che non credo che sia così, ma se fosse così non è assolutamente vero, è solo in base a quanto uno produce, che ormai dovrebbe un po' essere dappertutto, perché le persone dovrebbero cominciare a cambiare mentalità e capire che in un mercato così feroce, così aggressivo come lo è in questo momento, non basta più la presenza in azienda, ma in realtà quanto uno riesce a produrre. E in quanto tempo e con che qualità. E con quale qualità. Mi sembra questa cosa che lei ha detto condivisibile. Adesso vediamo la seconda parte dell'intervista che ha fatto Giancarlo Virgilio alla Fantini e poi torniamo di nuovo in studio con la trasmissione appunto di Friuli Economy dedicata all'imprenditorialità e ai manager donna in Friuli Venezia Giulia. Nella sua azienda come fa a vincere la discriminazione e la disparità? Io tutta questa discriminazione nei confronti delle donne sinceramente non l'ho conosciuta. Per quanto riguarda i miei dipendenti è una questione di ruolo. Sinceramente io non ho donne in produzione, perché è un lavoro pesante. Io non lo farei come donna, ecco. In linea di massima, se posso, scelgo sempre collaboratori, ad esempio i collaboratori esterni, donne, perché sono più seri degli uomini, più serie degli uomini. A proposito, è contrario o favorevole alle quote rosa? Allora, io in origine, quando ho sentito parlare di quote rosa le prime volte, ero molto scettica, perché pensavo che comunque noi donne possiamo farci valere con i nostri argomenti, non abbiamo bisogno di corsie preferenziali. Però c'è un fatto che mi ha fatto ripensare a questa cosa, e cioè che Angela Merkel è salita, come dicono loro, in quota rosa. Cioè non sarebbe mai arrivata lì dov'è se non ci fosse stata una quota rosa da rispettare e se Köln non avesse avuto bisogno di chiamare una donna. A proposito di politica, la Clinton negli Stati Uniti d'America ha perso perché è donna contro un premier tutto sommato maschilista? No, la Clinton non ha perso perché è donna, la Clinton ha perso perché non aveva un programma politico capace di convincere gli elettori. Avrebbe dovuto farsi da parte e invece ha preferito portare avanti istanze che forse non erano proprio sue, ecco. Quando ci sarà un premier donna in Italia, secondo lei? Molto molto difficile, perché il mondo della politica, quello sì, è molto molto maschilista. Vuole lanciare un messaggio al mondo femminile? Non abbiate paura, perché in qualche maniera si combina ed è meglio lavorare da soli che lavorare sotto padrone. Ma Del Do,
però spesso le donne sul luogo di lavoro si fanno la guerra invece di lavorare in squadra. Perché? Lavoro in un'azienda prettamente femminile, gestisco 2 team dove prevalentemente sono donne di età diversa, anche questo insomma può fare la differenza. Ho 3 bambine a casa, quindi insomma sono circondata da donne. Ecco. Ma credo che bisogna mettere nelle condizioni le donne di farle collaborare insieme, non metterle in una competizione che non porta a nulla, nel senso che poi credo che tutti, donne o uomini, c'è la necessità di avere uno spazio per poter magari far emergere insomma, un talento che una persona può avere piuttosto che non avere. Che poi le donne magari lo facciano in modo più aggressivo, a gamba tesa, fortunatamente insomma per la mia esperienza non posso dire di aver avuto situazioni ingestibili da un punto di vista di concorrenza spietata fra donne, per cui insomma uno magari metteva in difficoltà l'altro per emergere. Ecco, c'è sempre stata una condivisione degli obiettivi insieme, anche di fronte magari a caratteristiche personali e anche a ideali completamente diversi, ma molto spesso la diversità è quella che va a completare un progetto, perché una persona che la pensa in modo diverso dall'altra può in qualche modo andare a risolvere il problema in modo più completo. Insomma. Quindi nella sua esperienza lei ha visto donne che aiutano altre donne? Che nel lavoro di squadra siamo sempre state messe nella condizione di poter raggiungere degli obiettivi e quindi la competizione sì, ma sana, nel senso che comunque è chiaro che uno vuol far valere la propria idea e che se è vincente, messa assieme alle idee anche degli altri, può essere la chiave di lettura. Poi i riconoscimenti è giusto darli e i meriti che ci sono, insomma, è giusto anche riconoscerli, quindi non è facile perché comunque insomma ci sono anche caratteri forti da dover gestire, però se l'obiettivo è comune del bene dell'azienda o della famiglia, insomma l'obiettivo deve essere comune. Insomma. Ecco, Del Do, giusto, siamo in chiusura di questo secondo blocco, ma riguardo al tema dei differenziali salariali, che lei dalla sua angolazione si sarà fatto un'idea in Friuli Venezia Giulia, perché permangono in Friuli Venezia Giulia come in Italia queste disparità salariali fra uomini e donne? Perché come Friuli Economy ci sentiamo di prima posizione di essere assolutamente d'accordo con quello che ha detto la Revelant, cioè bisogna guardare il merito, la produttività, la qualità e quindi non fare nessuna distinzione, non solo di sesso, ma ovviamente anche di razza, religione e via discorrendo. Però perché nonostante questo non si riesce a ovviare e quindi a parificare diciamo così, le retribuzioni? Anche in questo caso, per esperienza personale, onestamente non ho mai visto delle situazioni. Sì, ovviamente non lo stiamo chiedendo nella sua azienda, ma dal suo osservatorio, perché lei vede tante aziende, no? Quindi le chiediamo di parlare un po' in generale qui a livello di economia in Friuli Venezia Giulia. Questo era doveroso farlo come premessa. Diciamo che probabilmente per alcuni ruoli forse più nei benefit, è più facile magari riconoscerli a un maschietto piuttosto che a una femminuccia, piuttosto che magari nell'andare nella retribuzione monetaria di fatto. No? Ma perché un maschietto protesta di più? Perché la donna si aspetta che lavorando magari in qualità dovrebbe essere l'azienda a premiarla? Per quale ragione? O piuttosto magari l'azienda ha delle aspettative diverse su un candidato che è un maschietto, no? Quindi insomma disponibilità di fare, magari comunque l'apertura, la disponibilità di fare trasferte, di andare all'estero, di star fuori casa per tanto tempo, no? Cosa che per retaggio culturale probabilmente nella donna non si vede questa disponibilità. Anche se stasera abbiamo visto che in realtà anche se stasera, grazie anche la testimonianza di Indira, effettivamente insomma non è sempre così. Si è visto che non è così. Va bene, adesso andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo con Friuli Economy, puntata dedicata a donne, manager, imprenditrici, mamme e mogli. Ma Fabbro, quando avremo un premier donna in Italia? Credo che ci vorrà parecchio tempo prima di avere un premier donna, anche se comunque posizioni importanti sono già presenti, come ovviamente la nostra Presidente della Regione Deborah Serracchiani o il Ministro Boschi, ovviamente hanno delle posizioni che 20 anni fa magari non si pensava nemmeno che una donna potesse ricoprire.
E fra 20 anni magari riusciremo anche noi ad avere una Merkel all'italiana o una Thatcher, qualcuno che comunque abbia un carattere per riuscire a comandare un'intera nazione, che è un compito parecchio impegnativo. Ecco, ma secondo lei, Fabbro, per quale ragione la Clinton ha perso le elezioni contro Trump? Perché era donna e perché Trump era un candidato, diciamo così, che ha avuto anche delle esternazioni maschiliste? Per quale ragione, secondo lei? Beh, secondo me la Clinton ha perso le elezioni perché gli americani non hanno votato la persona, ma hanno votato quello che rappresentava la politica di Hillary Clinton, cioè la politica che è stata fatta negli ultimi 8 anni da Obama. E gli americani hanno voluto dare un voto a questa politica che non è stata ovviamente condivisa. Per quanto abbia le capacità, abbia avuto comunque sostegno, come si è visto insomma, dai media, di personaggi, esponenti e quant'altro, non è riuscita nel programma politico a convincere gli americani, al di là che fosse stata donna, il programma mancava. Ecco, e invece prima abbiamo sentito un'intervista di Giancarlo Vingilio alla Fantini, che la Fantini diceva che secondo lei in Italia, lì sì, la politica è maschilista e quindi per una donna politica, che quindi svolge questo lavoro, è molto difficile emergere. Lei che è stata anche lei politica in Friuli Venezia Giulia e ha avuto anche un incarico importante, assessore regionale, si sente d'accordo o in disaccordo con questa affermazione, Fabbro? Poi dopo lo rivolgerò anche alla Revelant, che anche lei ha avuto un incarico importante, ma intanto vediamo la Fabbro. Beh, io sono stata nominata in regione nel 2013 grazie all'ex presidente Renzo Tondo e grazie alla questione delle quote rosa. Effettivamente, se non ci fosse stato il numero delle quote rosa per una donna entrare in politica è difficile. Quindi lei conferma che c'è del maschilismo ancora nella politica italiana? Sì, assolutamente c'è. Riuscire a partecipare nella politica come nel mondo del lavoro è impegnativo e quindi sì, sia a livello regionale che a livello nazionale secondo me ci sono delle determinanti insomma, per cui essere donna o maschio fa ancora la differenza. Fa ancora la differenza. E Revelant, lei nella sua esperienza politica che ha fatto alcuni anni fa in provincia ha ravvisato delle esperienze discriminatorie di maschilismo nei suoi confronti oppure no? Diciamo che la mia esperienza è leggermente diversa. Io non sono entrata con le quote rosa, sono entrata votata dalla gente, per cui non ho avuto questa soglia di discriminazione all'entrata. Certo che una volta dentro ci sono stati dei tentativi abbastanza così sciocchi di discriminazione, ma che... Solo perché lei era donna? Ma sì, vabbè, ma insomma le solite battute, ma hanno lasciato il tempo che hanno trovato, insomma. Io invece ho trovato un'altra esperienza che era una discriminazione sulla base degli atteggiamenti e del fatto di non essere conforme con quello che sono le idee del proprio partito o di quello che... Cioè un atteggiamento conformista. Ecco, io non sono stata discriminata quanto donna, ma perché la pensava diversamente? Ma perché la pensavo diversamente. Rispetto alla linea del partito? Ecco, rispetto a quello che erano gli ordini di partito. Forse qualcosa è cambiato nel frattempo, ma diciamo che certo nella politica ci sono delle logiche diverse, come diceva la Fantini, sono logiche più di occupazione degli spazi che di meritocrazia, per cui ci sarebbe un discorso molto lungo da fare. Quindi le quote rosa sì oppure no? Quindi appunto proprio perché le logiche sono diverse e non si tratta di merito e la maggior parte delle persone occupanti gli spazi esistenti sono uomini, è chiaro che questi uomini non hanno voglia di fare entrare cioè altri nuovi potenziali concorrenti, per cui purtroppo in questo momento, anche se non mi piace dirlo, il discorso delle quote rose nel discorso politica sono ci vuole. Ecco, adesso andiamo a vedere con l'ausilio dell'intervista e del contributo che l'avvocato Ius continua a fornire alla nostra trasmissione Friuli Economy, di cui noi lo ringraziamo molto,
gli ausili, gli strumenti che sono stati dati anche dalla pubblica amministrazione per aiutare le donne invece nel settore dell'imprenditoria, quindi dell'economia. D'altro canto, essendo a Friuli Economy, ci sembra veramente il minimo, e poi lo commenteremo proprio con la Revelant, che fu proprio assessore alle attività produttive e che poi anche in quanto imprenditrice vedremo anche con lei se appunto questi esperimenti funzionano oppure no e perché. Grazie della linea, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono da casa e agli ospiti in studio. Questa sera nell'ambito della trasmissione vi vorrei parlare di finanziamenti agevolati. La legge italiana numero 215 del 92 prevede delle azioni positive per l'imprenditoria femminile, ossia prevede che vi possano essere delle agevolazioni per le imprese costituite o da costituire formate da donne. Per fruire delle agevolazioni e presentare la domanda, le imprese devono avere certi requisiti. Per esempio nel caso di ditta individuale il titolare deve essere una donna, per le società di persone o cooperative deve esserci almeno il 60% di donne e per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote deve essere in possesso di donne e l'amministrazione deve essere composta almeno da 1/3 di donne. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, i requisiti da possedere sono che alla presentazione della domanda in base al bando devono esserci almeno di 50 dipendenti e avere un fatturato inferiore ai 7 milioni di euro o 5 milioni totali di bilancio. I tipi di agevolazioni sono diversi, a cui possono ricorrere le donne le società o le iniziative che hanno i requisiti che abbiamo visto poc'anzi, e possono essere variegati. Innanzitutto si può ottenere un contributo a fondo perduto, ossia sono incentivi che servono ad avviare l'impresa femminile per cui sono costituiti da una parte di capitale che non deve essere restituito, generalmente il 50% dei fondi. Vi sono poi agevolazioni per l'attività imprenditoriale per la realizzazione di nuovi progetti. Esiste un fondo di garanzia, questo in realtà non è un contributo economico ma permette di richiedere un finanziamento garantito dallo Stato. Al pari esiste il microcredito, anche questo tipo di agevolazione prevede non un contributo economico ma la garanzia sull'eventuale prestito richiesto da imprese femminili già costituite o da professioniste con partita IVA da almeno 5 anni. Vi è poi l'autoimpiego Invitalia, che è un ottimo strumento di sostegno per creare e sviluppare attività imprenditoriali da parte di donne disoccupate o in cerca di prima occupazione. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, Mandi. Bene, ringraziamo l'Avvocato Ius per questa sua testimonianza e chiederei appunto alla Revelant se queste misure che Ius ha elencato, ma anche quelle attività che lei fece quando fu assessore alle attività produttive in provincia di Udine, qual è stata la reazione del mondo femminile, quindi qual è stata anche la risposta delle donne che hanno voluto fondare un'azienda? Se il numero è andato via via aumentando, quindi si è, diciamo così, ridotto il gap con la popolazione maschile, che generalmente è quella che più di tutti si lancia a fare l'imprenditore, oppure no? Beh, innanzitutto dobbiamo specificare che il fatto di intraprendere è anche una qualità innata, non è che ci possono essere tutte le iniziative del mondo, se una persona non ha un certo propensione al rischio e ha una certa propensione a intraprendere, certamente non può e non vuole diventare imprenditore. Adesso che ce l'abbiano più gli uomini o più le donne... diciamo, non è questa la sede per dibattere, però però voglio dire, nella sua esperienza comunque ha visto negli ultimi 10-15 anni un aumento, una riduzione, ma ci può essere stato un aumento anche perché effettivamente più c'è un aumento della disoccupazione, più anche sia gli uomini che le donne possono magari come alternativa dire vabbè, apro un negozietto, faccio qualcosa, insomma cercano un'alternativa, per cui però devo anche dire una cosa purtroppo, che non è mai semplice ottenere questi finanziamenti. Tanto per dire la verità, io che ho un'azienda da 25 anni e che è indubbio che sia stata fondata da me e che è imprenditoria femminile, non sono mai riuscita a ottenere un finanziamento che sia uno per l'imprenditoria femminile. Per cui questo mi sembra che abbia già risposto. Sì, per cui è tutto da dire, sì. No? Cioè, sono tante promesse sulla carta e poi in realtà i finanziamenti per una ragione o per l'altra sono sempre molto pochi. Ecco, siamo davvero in chiusura e abbiamo detto davvero tante cose in questa trasmissione, tutte legate a fatti, a persone
che appunto sono o imprenditrici o manager. Vorrei chiudere con una piccola nota di sintesi con ciascuna e partirei dalla Revelant appunto che ho qui alla mia destra. In definitiva, se lei dovesse dare una ricetta a una giovane donna, a una ragazza, come si fa a essere madre, moglie e manager? Intanto appunto cioè io credo che uno debba seguire appunto le sue aspirazioni e le sue ambizioni nella vita senza per questo sentirsi in colpa e anzi cercando di fare capire che più una è realizzata dal suo punto di vista personale più anche riesce a trasmettere un senso di realizzazione anche alla propria famiglia e anche ai propri figli. Per cui io direi che non possiamo che proseguire in questa direzione, ovviamente per chi lo vuole fare. Non è che adesso tutti devono diventare manager, no? C'è altrettante dignità nel fare bene il proprio lavoro e fare il dipendente o fare il libero professionista, certo. Quello che è, insomma. E Fabio, secondo lei invece il lavoro e la famiglia come si conciliano? Grazie al lavoro, all'organizzazione dell'intera famiglia, quindi dal marito ai nonni e sicuramente con un planning. Adesso siamo immersi da queste parole inglesi per cui comunque bisogna organizzare il mondo del lavoro, il mondo della famiglia e fare tanti sacrifici. Ecco. Chiederei in ultima battuta anche alla Del Do che aveva appunto portato la sua metodologia, le sue parole chiave fin dall'inizio, però giustamente anche a lei chiederei giusto la ricetta per essere madre, moglie e manager. Quello che posso dire è semplicemente confrontando le opportunità che poteva avere una donna 30 anni fa, ora una donna può avere sicuramente delle leve in più per poter fare dei passi più importanti. Insomma, la tecnologia ha fatto passi in avanti, insomma c'è un mondo tecnologico che aiuta sia da un punto di vista professionale che più familiare e quindi insomma, sicuramente il prendersi le responsabilità e poter lavorare al meglio, come diceva anche la signora Revelant, su quello che può essere a tutti i livelli, dal lavoro dipendente all'imprenditrice, viverlo comunque con responsabilità, senso del dovere, entusiasmo e voglia comunque di poter fare dei progetti sia privati che professionali perché è possibile farlo. Bene, allora volevo ringraziare qui le donne che mi hanno aiutato in questa trasmissione, quindi Elena Bezzutti, grazie mille. Grazie a voi, a presto. Poi anche Barbara Del Do ovviamente di Adecco, grazie. Irene Leverant di Business Voice Grazie. E Fabio Indira della Pelfa Group. Grazie. Un sentito ringraziamento anche a Giancarlo Virgilio e all'Avvocato Ius per i contributi giornalistici e poi anche a Gian Domenico Ricci e allo stesso Giancarlo Virgilio per la regia e i contributi tecnici a questa trasmissione. A tutti voi auguro una buona serata con le trasmissioni di Telefriuli, con Community e poi con il film di questo mercoledì e ci diamo appuntamento alla prossima settimana sempre qui alle 20 con Friuli Economy. Ciao ciao! Questo programma vi è stato offerto da Pelfa Group.